Oh, it all falls down. I'm telling you, it all falls down. Oh, I'm telling you, Siamo alle battute conclusive, come potete vedere c'è grande fermento qui, siamo a Bollicine Wine Experience 2019, senza confini. Sono con la delegata di Vicenza, Paola Bonomi, sono con Vladimiro Gobbo, delegato di Treviso, e sono con Emanuela Pregnolato. Intanto subito un buon cin tutti insieme. Che non manchi mai una bollicina. Che non manchi mai una bollicina. Partirei con Paola. Paola, la giornata, tutta la manifestazione è stato un grande successo. Sì, siamo veramente stati fortunati, il tempo ci ha assistito, c'è stata anche una bella temperatura, forse in certi momenti anche eccessiva, però comunque avevamo le bollicine che ci rinfrescavano, per cui è andata benissimo. Uno dei fautori di questo successo è stato Vladimiro, che Piccolo fautore, un contributo, la delegazione di Treviso ha dato un contributo, sì. C'è stato questo concorso molto particolare che però veramente ha decretato un successo, c'è stata un'attenzione, c'era un pubblico lì da stadio. Sì, mi vedete con questa coccarda un po' particolare perché faccio parte, appunto, sono l'ambasciatore di Treviso di questa confraternita di sciabolatori, che è una confraternita con spirito assolutamente solidale, e quindi ho questa passione da diversi anni di aprire le bottiglie alla Sabrage, quindi con la sciabola e non solo, e grazie all'idea di Paola di abbinare a questa manifestazione anche un concorso di servizio alla Sabrage, abbiamo messo in piedi il primo concorso con tanto di regolamento, schede di valutazione. Infatti devo ringraziare Paola perché l'ha pensata lei, poi ha trovato subito il supporto di tutti e anche del presidente, e la sciabolata di per sé ha sempre grande attrazione, anche se viene magari snobbata, però di fatto piace, e quindi è stato un bel momento fuori, devo dire. Adesso passo il testimone, cioè il microfono, a Emanuela, che farà qualche domanda impegnativa. Beh, insomma, allora sicuramente una giornata riuscitissima, poi Paola ha prenotato anche il sole, perché oggi veramente le abbiamo indovinate tutte. Insomma, una domanda impegnativa: qual è stato o qual è, diciamo, la cosa che ti ha dato più soddisfazione oggi di tutto il percorso, diciamo, dell'organizzazione che c'è stata? Perché avete iniziato stamattina presto, no? Abbiamo iniziato stamattina che era le 6:45 per allestire tutto. Quello che mi ha dato più soddisfazione è stato proprio quella parte lì dell'allestimento. Abbiamo lavorato in squadra, coordinati, e perché no, anche ogni tanto prendendoci in giro, e questo mi è piaciuto moltissimo. Beh, invece a Vladimiro vorrei chiedere, insomma, qual è secondo te la cosa più affascinante del momento in cui si organizza tutta la procedura per sciabolare? Allora, sai, io sono un pianificatore, sono un ragioniere di testa, quindi anche lì la metodologia, la tecnica, prevedere tutto quanto, i passaggi, il raffreddamento della bottiglia, la selezione della bottiglia, il momento opportuno, perché venga questo gesto un momento di condivisione, di simpatia e allegria, che sfocia in un brindisi finale con questa bollicina croccante data proprio dalla sciabolatura. Invece tu, Luigi, quando il corso da sommelier? Esatto, ottima domanda. Io corso di sommelier lo faccio per procura. Poi io ho già avuto degli ottimi maestri, devo dire. Te, Emanuela, Paola, Vladimiro, che addirittura mi ha insegnato a sciabolare 2 anni fa, che io non volevo assolutamente. Esatto, quindi veramente posso contare su di voi. Basta, cara, non basta. Non voglio. Non riuscirai a scappare ancora per tanto, sappilo. Bene, allora un bel brindisi finale alle Bollicine Wine Experience 2019.